È un'azienda che fino a poco tempo fa ha avuto anche l'attenzione da parte degli arabi, quindi è un'azienda che secondo me va ancora rivalorizzata, ripresentata anche con l'aiuto delle istituzioni a quelli che possono essere potenziali investitori che magari cercano già in Sicilia delle aziende o comunque delle realtà imprenditoriali del settore che possono a sua volta poi sfociare anche in progetti di investimento più grandi. Quindi dal punto di vista delle attività produttive noi assicuriamo la disponibilità in questo senso. Per quanto riguarda la risoluzione in termini più politico-istituzionali, ovviamente io non perché non voglio prendere la responsabilità, sicuramente lo faccio, però abbiamo bisogno di tutte le istituzioni e quindi in questo caso ci sarà bisogno che la Presidenza, così come anche gli altri assessorati, comunque si prendano le proprie responsabilità perché anche